magnetica ha Allora, enorme vantaggio Sì, basta andare su, ormai si fa utilizzata di non usare radiazioni ionizanti e non sono La prima. noti effetti biologici della risonanza magnetica per i pazienti, per cui sicuramente in generale il vantaggio della risonanza magnetica, che sia un testamento, che sia la solista, è che non cerco Qua cosa vediamo adesso? Questo è queste immagini in fuoco, detto che la risonanza magnetica utilizza un indiscutibile confronto di classi con l'imaging, diciamo, neuroradiologico, ma sicuramente anche in ambito cardiologico ci sarà grande beneficio dall'utilizzo di questa apparecchiatura, perché l'immagine che adesso vediamo è un'immagine sul piano assiale di un cuore, vediamo le valvole cardiache e il movimento, l'apertura e la chiusura di valvole che consentono l'efflusso del sangue dall'ampio al ventricolo. Quindi per quanto riguarda l'imaging cardiologico sicuramente la risonanza magnetica sarà estremamente utile in generale nello studio delle miocardiopatie e soprattutto per caratterizzare il subinfarto. Quindi i cardiologi beneficeranno molto di questa. No? Questo cos'è? Questa è una tattografia, cioè la rappresentazione in vivo delle fibre nervose. Allora, adesso vediamo. In un paziente con una lesione cerebrale si dimostra come le fibre sono spostate dalla lesione. Ed è l'unico modo in vivo di vedere le fibre nervose, ne sono altri. E invece questo, abbiamo visto prima, questo invece è un esame funzionale con l'attivazione della corteccia durante un compito motorio.